Sono Gaetano Tebaldi e sono il sindaco di Soave. Ricopro questa carica dal 2017. Soave chiaramente è un borgo che si qualifica con un'impronta medievale importante, grazie al suo imponente castello che domina la vallata e le sue mura. I fondi del GAL Baldo Lessinia li abbiamo usati per 3 progetti importanti. Il primo che risale ancora al 2013-2014, che è stata la sistemazione delle murette a secco proprio del Parco Zanella, che è il parco che confina adiacente proprio al Palazzo Municipale. Altri fondi per la misura di 150.000 euro per un altro importante progetto che insisteva su più comuni, 6 per l'esattezza, e che ha dato origine a quello che è il progetto della Vecchia Via della Lana. Altro contributo importante che abbiamo ricevuto proprio nel corso del 2020, che sono stati altri 100.000 euro a fondo perduto, che sono serviti per la sistemazione e la sanificazione del Palazzo Municipale. La collaborazione con il GAL Baldo Lessinia è stata assolutamente sotto l'impronta della fattiva collaborazione. Ho sempre trovato grande disponibilità, ho sempre trovato persone preparate e vanta Soave anche il fatto di ospitare la sede del GAL Baldo Lessinia. Quindi per certi aspetti abbiamo, come dire, un rapporto veramente di buon vicinato. L'importanza di questi lavori è sottile ma è fondamentale. Se non ci fossero stati i contributi del GAL Baldo Lessinia, molto probabilmente determinati progetti non sarebbero mai partiti, perché GAL Baldo Lessinia ha come fine quello che è il territorio. E il territorio è un qualcosa importante dove magari molti parlano, ma si fa obiettivamente poco. GAL Baldo Lessinia invece ha dato delle risposte importanti al territorio.